Giovani vittime sulla strada e tragici infortuni, 2 stragi senza fine in provincia di Treviso. A Quinto un 23enne si schianta contro un albero, a San Biagio camionista schiacciato dal suo carico di terra. Duplice delitto di Cison, oggi a Nervese i funerali dei coniugi Nicolasi, intanto il presunto killer resta in carcere, Sergio Papa nega le accuse ma un'intercettazione telefonica lo incastrerebbe. È morto a 73 anni Ivano Beggio, storico patron dell'Aprilia, annuale in lutto, così come il mondo del motociclismo e dell'imprenditoria. È stato un vincente per tutta la vita, è il cordoglio del governatore Zaia. Veneto e Trentino unite nella sfida a Torino, Dolomiti da candidare per ospitare le Olimpiadi invernali 2026, prende corpo il progetto dopo l'annuncio ieri di Luca Zaia. Aggredito a calci e pugni senza motivo, ennesima violenza contro un senza tetto, è successo a Mestre, la vittima 61enne in ospedale con un trauma cranico. Prende 100 giorni di malattia ma lo scoprono a fare il pizzaiolo, finisce a Padova, nei guai un agente penitenziario. Piazza deserte e serrande abbassate, nei piccoli centri della provincia di Padova sono sempre più negozi che chiudono e così anche i borghi muoiono, l'allarme di Confesercenti. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre ancora una volta con la cronaca, ed è la cronaca di un bollettino ormai davvero tragico nella provincia di Treviso su 2 fronti purtroppo, il fronte degli incidenti stradali con vittime sempre più giovani e il fronte degli infortuni sul lavoro. In ordine cronologico, in ordine temporale, parliamo della prima tragedia avvenuta stanotte, dell'ennesima tragedia sulla strada, ancora una volta un ragazzo giovane al volante che perde il controllo dell'auto e si schianta morendo, è accaduto a Quinto di Treviso. Una strage di ragazzi, nemmeno il tempo di asciugarsi le lacrime per la fine tragica di Tommaso Calesso all'alba di domenica e 48 ore dopo la Marca viene colpita da un altro lutto terribile sulla strada. Cambia il luogo da Spresiano a Quinto di Treviso, ma non l'esito drammatico. Nulla da fare per Andrea Vanin, 23 anni, alla guida di una Peugeot 106, finita contro un platano in via Monsignor Tognana e poi nel fossato che costeggia la strada, a poca distanza da casa. Un incidente quasi identico a quello costato la vita a Tommaso Calesso. Vanin, in base agli accertamenti della polizia stradale, procedeva con l'auto da Santa Cristina in direzione Quinto. Dopo una curva a sinistra, in un seguente tratto rettilineo, il mezzo è sbandato verso destra, trovando l'albero. Colpo di sonno, distrazione, le ipotesi purtroppo sono sempre quelle sul tavolo. Ancora pochi metri Andrea sarebbe arrivato a casa. I medici del SU 118 e i vigili del fuoco di Treviso non hanno potuto fare altro che estrarre il cadavere dall'abitacolo e constatarne la morte. Il sesto ragazzo deceduto in 3 mesi in una provincia che comincia a interrogarsi sempre di più su una piaga che sembra riecheggiare i momenti più bui del territorio, come già ieri, ignaro di quanto sarebbe accaduto stanotte, diceva il sindaco di Spresiano a proposito della morte di Tommaso Calesso. Adesso sembra di essere ritornati negli anni 90 con le stragi del sabato sera. Forse è il caso di riprendere a parlarne, di sedersi attorno a un tavolo, di vedere quali sono le cause e cercare insomma di fare qualcosa, di riprendere con la prevenzione. E poi l'altro fronte, quello degli infortuni sul lavoro. Ieri vi abbiamo raccontato di Roberto Romanò, il 55enne di Tezze sul Brenta, rimasto schiacciato da un carico di sassi che stava spostando con il muletto a Ramon di Loria. Ebbene, stamane un altro infortunio mortale quasi identico nella sua dinamica, è successo alla Bioflor di via Goito, a Sant'Andrea di Barbarana, a San Biagio di Callalta. Un camionista sloveno di 55 anni aveva un carico di terra da consegnare poco dopo le 8:30 mentre stava procedendo allo scarico per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spisale e dei carabinieri. È stato travolto da una delle balle di torba che stava spostando dal camion al terreno. Il pesante carico lo ha schiacciato. Immediata la richiesta di aiuto ai sanitari del SU 118 e ai vigili del fuoco, però purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano e il camionista è deceduto. Solo ieri i sindacati avevano lanciato l'allarme per questa altra strage, chiedendo al prefetto di rinnovare il tavolo sulla sicurezza e ovviamente dopo questo infortunio la situazione è ancora più emergenziale. Rimaniamo in provincia di Treviso, ma per parlare del duplice omicidio di Cison, perché oggi pomeriggio a Nervese della Battaglia è previsto il funerale della coppia di coniugi Nicolasi trucidati giovedì 1° marzo, intanto resta in carcere il presunto assassino Sergio Papa.
Il giorno dell'addio per i coniugi Nicolasi. Nervesa della Battaglia si ferma per l'ultimo saluto. Alle 15 nel Parco Bidasio la cerimonia con rito valdese. Poi, al termine del rito, i corpi per il volere dei familiari saranno cremati. Un giorno di lutto, di dolore. Il paese si stringe attorno ai parenti e ai figli per una tragedia immensa. Loris e Anna Maria sono stati massacrati nel giardino della loro abitazione a colpi di coltello, arma che tuttora non è stata ancora trovata. Intanto, sul fronte giudiziario, il presunto assassino Sergio Papa rimane in carcere. Il GIP Gianluigi Giuliano, dopo averlo interrogato ieri, ha deciso di convalidare il fermo dell'uomo che continua a respingere le accuse. Lui avrebbe riferito al magistrato che la notte del duplice omicidio si trovava a dormire da un'altra parte, ma per gli investigatori sarebbe lui responsabile. Innanzitutto il giorno prima Papa si era recato in via Marzolle nella proprietà delle vittime e loro lo avrebbero mandato via. Poi ci sono le testimonianze dei vicini che lo collocano sempre in zona ed ancora le celle telefoniche che agganciano il cellulare del 35enne nei pressi del borgo. Ma poi spuntano anche alcune intercettazioni tra i familiari dell'uomo nelle quali fanno riferimenti, dicono gli inquirenti, a elementi del delitto mai venuti alla luce. Come potevano saperli? Intercettazioni che inchioderebbero l'uomo. Insomma, un cerchio che sembra chiudersi sempre più intorno al sospettato. Fra l'altro Papa aveva lavorato nell'abitazione delle vittime, conosceva molto bene la casa e quella zona. Il 35enne, che si vedeva spesso in paese dal giorno del massacro, era sparito, poi si era fatto vedere durante le votazioni, ma quando i suoi familiari erano stati convocati dai carabinieri, lui era di nuovo svanito. Fino a sabato mattina, quando è stato fermato ed arrestato alla stazione di Mestre. Voleva scappare? Certo è che il GIP ha deciso, rimane in carcere. Intanto si indaga anche su una macchina, una Panda rubata e rinvenuta poche ore dopo il delitto, bruciata a Col San Martino, poco distante, rogo sicuramente doloso. E si attendono le analisi e gli accertamenti del RIS. C'è un giallo in queste ore a Villa Dose, nel Rodigino. Un uomo è stato trovato morto accanto al suo furgone. Sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri. Non è ancora stata accertata la causa del decesso. La vittima è uno straniero. A chiamare i soccorsi alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Il corpo era accanto al furgone sul ciglio della strada. È stata di un cittadino moldavo residente a Villa Dose. Indagini ora sono aperte da parte dei carabinieri di Rovigo dopo questo ritrovamento. Ed ora a Roale in provincia di Venezia, un annuale in lutto, così come in lutto il mondo del motociclismo a livello nazionale e internazionale e anche dell'imprenditoria veneta per la scomparsa a 73 anni nella notte per l'aggravarsi di una malattia di Ivano Beggio, leggenda del motociclismo mondiale, simbolo stesso del Made in Italy vincente, storico patron dell'Aprilia. Che appunto è morto nella notte, aveva scoperto negli anni grandi piloti del calibro di Rossi, Biaggi, Gramigni, Locatelli, Melandri e Poggiali. Max Biaggi ovviamente fu anche uno dei suoi piloti più vicini e conosciuti. Aveva ereditato nel 1969 la piccola azienda del settore, aveva portata ad altissimi livelli, era passata da un fatturato di 7 miliardi del 1982 agli oltre 970 del 1997 e poi appunto con il marchio Aprilia i 9 campionati del mondo vinti nel moto mondiale. È stato anche presidente delle associazioni industriali della provincia di Venezia. La notizia ovviamente che ha scioccato tutta la città di Noale e, come dicevamo, l'imprenditoria. Ha perso l'ultima corsa, ha detto il presidente della regione del Veneto Luca Zaia, commentando con il cordoglio la scomparsa di Beggio, ma per tutta la vita è stato un vincente. I bolidi prodotti a Noale hanno portato in alto campioni importanti, il Made in Italy ma anche il Made in Veneto. E a proposito di Luca Zaia, dopo l'annuncio di ieri a sorpresa da Conegliano, la candidatura delle Dolomiti, la scelta, l'ipotesi di candidare le Dolomiti alle Olimpiadi invernali 2026 in stretto accordo, in stretta alleanza con il Trentino, fa discutere, fa parlare un progetto che prende corpo e che sembra una vera e propria sfida a Torino e anche al Movimento 5 Stelle.
Dolomiti Venete e Trentine sfondo delle Olimpiadi invernali del 2020, a dare l'annuncio dell'intenzione di presentare la candidatura da Conegliano il presidente del Veneto Luca Zaia. A ospitare l'evento sarebbe una rete di località, sfida aperta dunque a Torino, la cui candidatura sostenuta dal sindaco del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino è stata benedetta nelle ultime ore anche da Beppe Grillo, che invece aveva bocciato Roma. E chissà cosa ne dirà Matteo Salvini, segretario federale del Carroccio, anche lui favorevole alla discesa in campo del capoluogo piemontese. Olimpiadi invernali 2026, il Veneto valuta l'opportunità, ma lo farà, di presentare la candidatura assieme a Trento, la provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Lo facciamo per un'Olimpiade assolutamente rispettosa dell'ambiente, un'Olimpiade che vuol mettere in rete tutto quello che abbiamo come Veneti e Trentino Alto Adige, 1300 km di piste, e impianti d'eccellenza, e soprattutto saranno le Olimpiadi dell'UNESCO, perché lo scenario nel quale si dovrebbero svolgere le Olimpiadi è il patrimonio dell'umanità, le Dolomiti. I contatti tra il Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano ci sarebbero già stati, ha spiegato Zaia, e presto si tornerà a sedersi attorno a un tavolo per iniziare a lavorare sulla presentazione della candidatura. D'altro canto Trento aveva già lanciato l'idea a Bolzano dopo la bocciatura da parte dei tirolesi della candidatura di Innsbruck. Siamo in grado, ha aggiunto Zaia, di proporre un'Olimpiade 2020 che porti in eredità i campionati del mondo 2021. Un'Olimpiade pulita contro la cementificazione per la costruzione di nuove infrastrutture, compatibile sotto il profilo ambientale con le montagne di casa nostra, che farebbero sfoggio anche della loro storia. Zaia già le ha battezzate le Olimpiadi dell'UNESCO. Insomma, Torino è avvisata. E a proposito di Luca Zaia, ma sul fronte politico, Zaia premier sì, ma al prossimo giro. Così il segretario veneto del Carroccio svela uno scenario molto concreto, l'ha svelato ieri sera nel corso di Ring, la politica alle corde, il nostro talk show della politica del lunedì. A Roma, dice da Re, la confusione regna sovrana, ma non possiamo giocarci il governatore in questo momento. Sentiamo le sue parole da ieri sera. Zaia, va bene, abbiamo già parlato. La conseguenza logica. Sì, ma ha smentito in tutte le salse. Vabbè, insomma, no, dice un conto. No, è giusto che Zaia smentisca dal suo punto di vista, lui è sempre stato coerente su questo punto, però se fosse davvero chiamato a fare il Presidente del Consiglio, io penso che i veneti, indipendentemente da qualsiasi opinione per un bene politica, superiore, dice Baretta. Il Presidente del Consiglio Zaia lo può fare non in questo mandato che si è appena aperto, ma nel prossimo mandato, quando ci sarà un qualcosa di diverso. È bene fare una nuova legge elettorale e ritornare al voto subito. E allora lo vede perché c'è l'autonomia da portare a casa. Allora, aspetti, segretario, ma non è vero che volete poi portare a casa tutti i restanti voti di Forza Italia, come dicono? No, volete tornare al voto? Noi ci rivolgiamo all'elettore e l'elettore, abbiamo visto in queste elezioni, ormai non è più collocato in maniera fissa da una parte. Abbiamo visto che l'elettorato adesso è fluido. Scusa, Ferdinando, se Mattarella domani arriva e dice di aver parlato col PD, e il PD dice io un governo dove c'è Zaia lo faccio anche col centrodestra, se arrivano a fare una domanda del genere, e questo è il discorso poi. Non possiamo, c'è troppa confusione. C'è troppa confusione per mettere un uomo come Zaia anche perché, ricordo, ancora 2 anni di mandato. Torniamo alla cronaca adesso. Aggredito e picchiato un clochard di 61 anni, è caduto a Mestre. L'uomo solitamente staziona in via Carducci vicino a un supermercato. L'altra sera è stato avvicinato da un uomo che, senza dire nulla, ha iniziato a colpirlo con calci e pugni, poi è fuggito e lasciandolo a terra. Immediatamente è stato dato l'allarme, sul posto sono arrivati gli uomini del SUEM che hanno prestato le prime cure al 61enne. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni, ma è stato rilevato un trauma cranico. Secondo la testimonianza della vittima, appunto, che sta per essere raccolta, è stata raccolta dagli agenti, gli agenti che stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'autore del gesto. Fra l'altro non molto tempo fa, lo ricordiamo, un altro clochard era stato aggredito e gettato nell'acqua della laguna a Venezia, quindi non è il primo episodio di violenza purtroppo nei confronti dei senza tetto. E a proposito di sicurezze,
in Laguna, ma soprattutto in terraferma. I membri del gruppo Cittadini di Venezia tornano a farsi sentire, dicono nessuno ci ha ascoltato nonostante le promesse di sicurezza, e ora ci rivolgeremo anche a questore e prefetto. Ieri sera si bastonavano, si tiravano dietro biciclette, c'era chi guardava e non interveniva. Io faccio fatica a vedere, tra l'altro, bene, perché ho delle terrazze che sarebbero il portico del palazzo, però cerco sempre di chiamare la polizia arriva, passa, guarda, magari quando è tutto è finito, ma finché non ci sarà un presidio fisso, come stiamo chiedendo da più di un anno, non cambia nulla, non c'è proprio niente da fare. La situazione è sempre peggiore perché questi diventano sempre più arroganti, più violenti, più invasivi. Io temo fortemente, come ho già detto tempo fa, che la situazione possa degenerare perché la gente è davvero esasperata e quindi c'è il rischio di avere una tragedia prima o poi. Nonostante le continue segnalazioni, gli incontri, gli appelli disperati, il gruppo Cittadini di Venezia torna a farsi sentire, questa volta rivolgendosi anche a questore e prefetto, perché la situazione di spaccio e criminalità in via Trento, via Monte San Michele, via Fogazzaro e zone limitrofe non accenna a migliorare, anzi. Abbiamo allargato il tiro perché oltre al sindaco adesso anche il prefetto e il questore saranno interessati dalla denuncia. Il punto è che la situazione per noi residenti è sostanzialmente uguale a quella di un anno o 2 anni fa, quando iniziammo con la denuncia, la prima denuncia. Pertanto questo malessere dovuto alla presenza di spacciatori e malviventi rimane, perché le presenze sono persistenti e direi aumentate. C'è chi ci dice che siamo dei cattivi percettori della realtà. Io invito queste persone a venire a casa mia, a stare anche una sola giornata e si renderanno conto di qual è la realtà percepita, vera e propria, e poi magari faranno altre valutazioni. Un messaggio chiaro, un invito dato dall'esasperazione a toccare con mano quello che da anni ormai i cittadini denunciano senza esito. A fine novembre abbiamo incontrato il capo di gabinetto, il quale ci avrebbe aggiornato sulla richiesta che abbiamo fatto, perché le vie più calde, via Monte San Michele, via Fogazzaro, sono quelle interessate da parte nostra alla richiesta di un presidio fisso. E noi attendiamo la risposta. A Padova ora, dove ha chiesto 100 giorni di malattia, ma molti di questi giorni di malattia sarebbero stati utilizzati per fare il pizzaiolo. Nei guai è finito un agente di polizia penitenziaria. Truffa ai danni dello Stato e false attestazioni. Sono queste le accuse di cui dovrà rispondere davanti al Tribunale di Padova un agente della Polizia Penitenziaria in servizio alla casa circondariale Due Palazzi. Almeno 100 giorni di assenza trascorsi, secondo quanto stabilito dagli inquirenti, nella pizzeria gestita dalla consorte del popoloso quartiere dell'Arcella. A far partire le indagini era stata proprio la direzione del carcere. Durante i controlli eseguiti su tutto il personale dipendente, il caso dell'agente, un quarantenne, era saltato all'occhio per il record di assenze. Da qui le verifiche del caso e la segnalazione alla procura fino al blitz della polizia nella pizzeria, durante il quale l'agente era stato pizzicato con le mani nella farina. E sempre a Padova la polizia locale che sequestra l'ennesimo centro di massaggi hard. Un blitz della polizia locale di Padova in un centro massaggi in via Settima Strada, che proponeva anche prestazioni da casa chiusa, si è concluso con il sequestro dell'immobile e la denuncia a piede libero di chi lo gestiva. Dopo alcune segnalazioni sulla presunta attività collaterale del centro, gli agenti hanno raccolto prove sufficienti per il blitz. Il gestore è un uomo di nazionalità cinese, le ragazze sono tutte orientali. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Ripartiamo dalla cronaca perché i carabinieri del reparto forestale di Cittadella hanno posto sotto sequestro in un'azienda zootecnica in comune di San Giorgio in Bosco un'area in cui era stato depositato senza alcuna protezione
direttamente sul terreno un enorme quantitativo di rifiuti anche pericolosi. I militari hanno accertato che il titolare dell'azienda depositava in maniera incontrollata rifiuti appunto anche pericolosi in prossimità dei terreni agricoli e delle stalle. Fra i rifiuti riscontrati flaconi vuoti che contenevano sostanze pericolose per l'ambiente e la salute, bidoni semiaperti con all'interno residui di prodotti e farmaci medico-veterinari presumibilmente utilizzati in azienda per le profilassi zootecniche, nonché altri rifiuti da imballaggi di vario genere. Per il titolare dell'azienda scateranno contestazioni e sanzioni. E adesso restiamo in provincia, c'è l'allarme delle categorie economiche per la moria dei negozi, ma anche la moria dei borghi. Piazze deserte, serrande abbassate. Nei piccoli centri della provincia di Padova sono sempre di più i negozi che chiudono, addirittura 1 su 10 l'anno scorso, e che tolgono anche quel servizio sociale che da sempre bar, panifici, edicole e negozi di alimentari sono in grado di assicurare. Nei comuni sotto i 5.000 abitanti, ben 47 nella provincia di Padova, solo nell'ultimo anno oltre l'11% dei negozi ha chiuso, secondo un'indagine di Confesercenti, e con i negozi sono spariti i servizi di base per tante persone con scarsa mobilità. Dove una volta c'era un casolino, una cartoleria, una ferramenta, oggi non c'è più nulla, spesso una desolante vetrina vuota. La piccola bottega è un luogo di incontro, di solidarietà. Non possiamo pensare che l'unica risorsa sia il turismo, afferma Confesercenti. Occorre invece proteggere queste realtà. La rigenerazione dei piccoli centri urbani e la salvaguardia di questi piccoli borghi sono lo strumento per evitarne lo spopolamento e il degrado. Non solo, salvare la piccola bottega significa anche dare risorse al rilancio dei prodotti locali. La risposta la deve dare la politica, interpretando i bisogni e le richieste dei cittadini e adeguando le norme e le regole di conseguenza. In gioco c'è il futuro dei nostri paesi. Ed ora la sanità, con un reparto di geriatria definito ad alta tecnologia, come l'ha definito il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, geriatria 4.0, è quella inaugurata ieri all'ospedale di Conegliano. Attesa da tempo, ora è arrivata l'inaugurazione della nuova unità operativa geriatrica dell'ospedale Santa Maria dei Battuti a Conegliano. Un'ala completamente ristrutturata con maggiori comfort, un nuovo reparto con 40 posti letto, spesa totale di ristrutturazione 2.110.000 euro. Io le chiamerei geriatria 4.0 con tutte le tecnologie e ovviamente ambienti a misura di persona, quindi camere con bagno, 2 posti letto o un posto letto solo, e quindi degenza migliorata e eccellenza per la geriatria. L'unità operativa è stata dotata di un impianto di areazione all'avanguardia e di un impianto di condizionamento con possibilità di modificazione autonoma della temperatura in tutte le stanze, illuminazione e temperatura che potranno essere controllati e regolati tramite tablet, PC o smartphone. Come iniziativa principale e prioritaria l'umanizzazione dell'ambiente geriatrico, infatti migliorando anche l'abitabilità della struttura di un reparto ospedaliero, migliora anche la qualità dell'assistenza. Non solo umanizzazione, ma anche l'assistenza riduce il rischio clinico, riduce anche i rischi sia per gli operatori che anche per i pazienti. Ma tiene a precisare Benazzi, i letti non ci sono perché il reparto sarà operativo fra una decina di giorni. Non vorrei che si ripetesse l'episodio di Treviso, sono senza letti perché chiaramente abbiamo il reparto al secondo piano, entro 10 giorni sposteremo il reparto al quarto piano e quindi dopo libereremo questo spazio per partire con l'ospedale di comunità di 24 posti letto. Quindi non avremo i pazienti subito, lo dico chiaramente, li avremo fra 10 giorni perché dovremo fare gli spostamenti. Nell'aula attualmente occupata dalla geriatria troverà posto l'ospedale di comunità con 25 posti letto e la nuova sede della procreazione medicalmente assistita. E la sanità, come sapete, come ogni martedì è il tema anche di ore 13, fra pochissimo dopo il nostro telegiornale, un tema molto importante, molto attuale, molto caldo, quello dei vaccini, per cui se volete intervenire potete farlo come sempre in diretta telefonica sulla pagina Facebook di Antena 3. Ne parliamo col dottor Mauro Ramini, direttore dei servizi di igiene e profilassi dell'ULSS 2 Marca Trevigiana.
E poi questa sera 20:10 la politica, sempre in primo piano, con due neoparlamentari dopo il voto del 4 marzo per capire un po' cosa potrebbe succedere, cosa può succedere per questo governo che ancora non arriva, e ne parliamo con Raffaele Baratto, deputato di Forza Italia, e Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico, ospiti di Ferdinando Avarino a 20:10. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo lievemente instabile sul Triveneto con qualche residua e occasionale pioggia. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 13 marzo. Sul Veneto deboli piovaschi sparsi possibili soprattutto sul Bellunese. Sarà in genere più asciutto e soleggiato sui restanti settori della nostra regione con cielo al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori massimi molto miti tra 13 e 16 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Occasionali precipitazioni un po' su tutti i settori, generalmente di debole intensità, alternati comunque a pause soleggiate. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, valori massimi invece compresi tra gli 11 e i 14 gradi circa. Tempo asciutto e stabile invece sul Trentino Alto Adige. Qui sarà una bella giornata di sole con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime comprese tra 14 e 17 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.